Arresto di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. In una svolta cruciale per il caso che ha sconvolto la comunità, Luis da Silva è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. L'arresto è avvenuto nella mattinata del 16 luglio 2024, dopo settimane di intense indagini condotte dalle forze dell'ordine. Pierina Paganelli era stata trovata morta nella sua abitazione il mese scorso, suscitando sgomento e paura tra i residenti della zona. Le autorità hanno dichiarato che prove schiaccianti, tra cui tracce di DNA e testimonianze oculari, hanno portato all'arresto di Da Silva. L'indagine è stata caratterizzata da un'accurata raccolta di prove e numerosi interrogatori, che hanno permesso di ricostruire la dinamica del crimine. Secondo fonti vicino all'inchiesta, il movente dell'omicidio potrebbe essere legato a motivi personali. L'arresto di Da Silva rappresenta un passo importante verso la giustizia per la famiglia di Pierina Paganelli, che ha espresso sollievo e gratitudine per il lavoro delle forze dell'ordine. Tuttavia, la comunità resta in attesa di ulteriori dettagli e della conclusione del processo giudiziario. Attentato a Donald Trump, prima apparizione pubblica alla Convention Repubblicana. Durante la Convention Repubblicana a Milwaukee, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto la sua prima apparizione pubblica, dopo essere stato vittima di un attentato. Con l'orecchio destro fasciato, Trump è stato accolto con una standing ovation dalla folla presente. L'attentato, avvenuto pochi giorni fa, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e ha intensificato le speculazioni politiche. Trump ha ringraziato i sostenitori per il loro supporto e ha ribadito il suo impegno a correre la presidenza nel 2024. Nonostante l'incidente, sono più determinato che mai, ha dichiarato, sottolineando che l'attacco non lo scoraggerà dal perseguire i suoi obiettivi politici. L'evento ha visto una grande partecipazione, con molti delegati repubblicani che hanno espresso solidarietà all'ex presidente. Le autorità stanno ancora indagando sull'attentato, cercando di identificare i responsabili e le motivazioni dietro l'attacco. La sicurezza intorno a Trump è stata ulteriormente rafforzata in vista dei prossimi eventi della campagna elettorale. Orrore a Reggio Calabria. 2 neonati morti in un armadio. Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Reggio Calabria. 2 neonati sono stati trovati morti all'interno di un armadio in un appartamento della città. La macabra scoperta è avvenuta nella giornata di ieri, quando le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. Le indagini preliminari suggeriscono che i neonati potrebbero essere stati nascosti lì subito dopo la nascita. Gli inquirenti stanno ancora cercando di comprendere le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. La polizia ha già interrogato diverse persone e continua a raccogliere le prove per far luce sulla vicenda. La notizia ha sollevato un'ondata di shock e indignazione tra i residenti di Reggio Calabria e oltre. Le autorità hanno chiesto il massimo riserbo e rispetto per le indagini in corso. Intanto, la comunità si stringe attorno al dolore di questa tragica scoperta, cercando risposte a una vicenda che ha lasciato tutti senza parole. Guerra in Ucraina, escalation di scontri e timori internazionali. La situazione in Ucraina rimane estremamente tesa, con continui scontri tra le forze ucraine e russe. Negli ultimi giorni i combattimenti si sono intensificati lungo diverse linee del fronte, causando un significativo aumento delle vittime e della distruzione. Le forze ucraine stanno resistendo agli attacchi russi, che mirano a consolidare il controllo su territori strategici, mentre l'esercito ucraino cerca di recuperare terreno perso. La comunità internazionale è in allerta per le possibili escalation del conflitto. Gli sforzi diplomatici per negoziare una tregua rimangono difficili, con le principali potenze mondiali che cercano di mediare tra le parti in conflitto. Intanto, le sanzioni contro la Russia continuano ad avere un impatto significativo sull'economia globale, mentre gli aiuti militari e umanitari all'Ucraina vengono incrementati. Gli analisti avvertono che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se non si trovano soluzioni diplomatiche rapide ed efficaci. La popolazione civile ucraina, nel frattempo, soffre gravemente a causa dei continui bombardamenti e della mancanza di risorse essenziali. Riconoscimento a Sergio Mattarella. Lula conferisce il Gran Collare dell'Ordine della Croce del Sud. In una cerimonia solenne tenutasi a Brasilia, il presidente brasiliano Lula ha conferito al presidente italiano Sergio Mattarella il Gran Collare dell'Ordine della Croce del Sud. Questo prestigioso riconoscimento è il massimo onore che il Brasile riserva ai capi di Stato stranieri, celebrando l'eccezionale contributo di Mattarella alle relazioni italo-brasiliane. Durante la cerimonia, Lula ha elogiato Mattarella per il suo impegno nella promozione dei rapporti bilaterali tra i due paesi, sottolineando l'importanza della cooperazione in settori chiave come l'economia, la cultura e la sostenibilità. Mattarella, visibilmente commosso, ha ringraziato il presidente brasiliano e il popolo del Brasile, ribadendo l'importanza dei legami storici e culturali che uniscono Italia e Brasile. Il Gran Collare dell'Ordine della Croce del Sud è un simbolo di amicizia e rispetto tra le nazioni e la sua assegnazione a Mattarella testimonia il valore delle relazioni diplomatiche costruite nel tempo.
La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche e diplomatiche, rafforzando ulteriormente i rapporti tra i due paesi.